corso, andiamo a fare un corso con Nicoletta e l'abbiamo appunto valutato insieme a lei, abbiamo cercato, lei fa già corsi di autostima, però questo abbiamo cercato di farlo proprio improntato sul nostro lavoro e l'abbiamo un po' mixato con, non so chi di voi segue il programma di Mike Ferry, quindi abbiamo fatto un mix tra quello che propone Mike Ferry, tra quello che insegna lei, io le ho dato sul nostro lavoro, quindi ovviamente lei farà degli esempi concreti sul nostro lavoro per farci capire dove spesso sbagliamo. Non vado avanti molto perché altrimenti ci sarebbe molto da parlare, il nostro lavoro è cambiato, dobbiamo cambiare anche noi ragazzi, cioè assolutamente. Un giorno ho deciso di andare a lavorare pensando giorno per giorno. Questo l'ho fatto perché, e qua ci metti la cosa negativa delle difficoltà, e questo mi ha portato oggi ad avere risultati. I momenti più critici di un aeroplano sono il decollo, i momenti più critici di un discorso sono i momenti più critici di una partita sono inizio e fine, perché se mentalmente scelgo gli ultimi 10 minuti, sono morto, perso, finito. Ringrazio Alberto, gentile presenza che non ci aspettavamo. Volevo aggiungere due cose che non vi ho detto prima. Sinceramente il cambiamento che, se non l'avete capito, dobbiamo mettere in atto, in realtà non ci costa niente, perché cosa rischiamo? Non stiamo rischiando niente, cioè continuare a sbagliare non ci porterà a attaccarci a delle cose che non funzionano. Quindi cambiare oggi non è come cambiare quando le cose funzionano e dici ma potrei perdere. In realtà oggi non perdiamo niente, possiamo solamente migliorare. Quindi cerchiamo davvero di capire cosa, dove concentrarci, dove lavorare e lì possiamo avere i nostri frutti.